Sostenere la biodiversità come assicurazione sulla vita della terra e la ricerca, entrambe a rischio estinzione. Quanto si propone Biodiversamente, l'iniziativa del WWF che coinvolgerà anche la nostra regione il prossimo fine settimana. Sarà un'occasione per conoscere i tesori conservati nei musei naturali del territorio e le attività di ricerca che in essi si svolgono. Promuovere la biodiversità, vera e propria assicurazione sulla vita del nostro pianeta, e sostenere la ricerca scientifica made in Italy a rischio estinzione per la cronica mancanza di finanziamenti. Sono gli obiettivi di Biodiversamente, il Festival dell'Ecoscienza, organizzato da WWF ed Associazione Nazionale Musei Scientifici, in programma il 22 e 23 ottobre prossimi. L'iniziativa, in occasione della quale apriranno gratuitamente in tutta Italia musei scientifici, parchi naturali e oasi del WWF, interesserà anche la nostra regione, dove sono moltissime le attività di ricerca, come le indagini sullo stato ambientale dei parchi urbani di Pordenone e l'Atlante della Fora Vascolare realizzata dal Museo Silvia Zenari di Pordenone, o l'ormai pluriennale censimento delle rondini nidificanti in città svolto dal Museo di Storia Naturale di Pordenone con il coinvolgimento dei cittadini. Tra le chicche ospitate nei musei della regione invece spiccano il rarissimo esemplare di pterosauro conservato dal Museo della Carnia, il campione di amazzonite fra i più grandi conosciuti a livello nazionale, in possesso del Museo di Pordenone, e di reperti di vertebrati triassici, i più antichi rettili volanti noti alla scienza, conservati dal Museo Friulano di Storia Naturale. Il programma di Biodiversamente in Friuli Venezia Giulia prevede un pre-evento venerdì 21 ottobre alle 10 all'Auditorium Candoni di Tolmezzo dal titolo L'anno delle foreste, conoscenza e gestione in Friuli. Sempre a Tolmezzo, sabato 22, il Museo Geologico della Carnia proporrà una visita guidata alla mostra Biodiversità nell'Italia nord-orientale. Il Museo Silvia Zenari di Pordenone propone sabato 22 dalle 9:30 alle 11:30 un laboratorio al Parco San Valentino e alle 17:30 una visita al museo. Domenica 23 alle 11 visita alla mostra Prede e Predatori al museo stesso. Domenica 23 dalle 11 alle 12:30 appuntamento al Civico Museo del Mare di Trieste per parlare di biodiversità e squali. Dalle 10 alle 13 escursione naturalistica alle falesie di Duino tra il Bosco della Cernizza ed il Villaggio del Pescatore. Il WWF ricorda che la biodiversità è il serbatoio da cui attinge l'evoluzione per adattare le forme viventi ai mutamenti della Terra. Con quasi 57.500 specie animali e 12.000 di flora, l'Italia è il paese europeo più ricco di biodiversità. Tuttavia, nel mondo perdiamo biodiversità a ritmi vertiginosi, con un calo del 30% tra il 1970 ed il 2005.